L'addio e l'invito alla preghiera del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, in ricordo del Papa Emerito Benedetto XVI, che si è spento oggi all'età di 95 anni. Un legame speciale, quello del pontefice, con il territorio vicentino. Divenne cittadino onorario di Roana, fu più volte a Bassano, dove gli fu consegnato il premio Cultura Cattolica. Il vescovo ha voluto ripercorrere gli incontri avuti con lui, ricordando il senso di squisita gentilezza e umiltà del pontefice, dotato di grande intelligenza, ha detto nel Te Deum in cattedrale, ha saputo raccogliere il testimone da San Giovanni Paolo II per guidare la Chiesa in tempi non facili e con grande lucidità, le parole del vescovo Brugnotto, ha compiuto il gesto insolito di dimettersi dal servizio di Romano Pontefice, valutando tale scelta in coscienza e sotto l'azione dello Spirito Santo. Il vescovo ha anche ricordato il modo di manifestare la sua capacità di abbandonarsi a Cristo anche nei momenti di debolezza, affidandosi alla preghiera, anche quella silenziosa e discreta di questi ultimi anni.